Nel quadro dei servizi predisposti dalla Guardia di Finanza per il controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno effettuato un intenso controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle norme in materia fiscale in occasione della Fiera Ranni. La fiera di ottobre che si tiene ogni anno a San Cataldo, un evento dedicato al Santissimo Crocifisso, patrono della città. Nel corso della ricorrenza religiosa e della fiera che si tiene negli stessi giorni, la Guardia di Finanza ha rilevato diversi illeciti fiscali commessi tra gli stand gastronomici e gli espositori e gli spettacoli viaggianti. In particolare sono state riscontrate 16 violazioni relative alla mancata memorizzazione di trasmissione elettronica dei corrispettivi, comportanti una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta con un minimo di 300 euro, mentre a un individuo è stata contestata l'omessa verificazione periodica degli strumenti, violazione punita con la sanzione da 100 a 1000 euro. Nell'ambito dell'operazione la Guardia di Finanza ha controllato 7 operatori economici che sono risultati avere completamente omesso l'installazione del registratore telematico, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa fino a 2000 euro. È stata rilevata inoltre una relazione attività di un bar, la violazione del mancato pagamento del canone radio TV, tassa prevista per tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico fuori dall'ambito familiare che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, per cui è prevista una sanzione fino a 516 euro. L'attività di intensificazione del controllo del territorio svolto dai militari della Guardia di Finanza di Caltanissetta in occasione di fiere e ricorrenze religiose si inquadra nella più ampia opzione condotta dal Corpo finalizzata al contrasto della fattispecie di evasione fiscale che causano ingenti perdite di gettito erariale.